2006 siamo partiti e abbiamo creato questa rete innovativa regionale che adesso conta 134 aderenti, sono circa 109 le imprese, e la peculiarità di questa rete è proprio il fatto che sia multisettoriale. Quindi all'interno di questa aggregazione abbiamo imprese di tutti i settori merceologici. Questo è evidente, appunto, conoscendo il paradigma economico dell'economia circolare, dove sostanzialmente la valorizzazione di un'output in una determinata organizzazione può diventare un input di un'altra, prevalentemente materiali, certamente, ma stiamo parlando anche di tecnologie, di pianti, di conoscenze, anche di risorse e di capitale umano. E quello che adesso si dice, diciamo, simbiosi industriali, no? Si cerca costantemente di trovare dei modelli che si ispirino a quel tipo di esperienza, noi qui dentro cerchiamo di realizzarli proprio per effetto che abbiamo questa multisettorialità. Se non l'avessimo, evidentemente non potremo procedere in quella direzione. Scusate, volevo solo vedere se mi devo comunicare qualcosa, vedo di no. Quindi passiamo alla seconda slide. Io ho preso come domanda di riferimento qual è il futuro, vedete, nell'ambito tematico di riferimento, perché mi piace un po' portare in prospettiva quello che interessa a noi alla fine della fiera, e per rispondere a questa domanda ho pensato invece alla domanda intanto cogente che ho da parte